Saluti ai nostri telespettatori, nuova puntata di Tema, ospite dello studio di Teleacras è l'onorevole Michele Cimino, deputato regionale, vice coordinatore nazionale di Forza del Sud. Buon ascolto. L'onorevole Michele Cimino è stato in passato, come noto, assessore regionale alla presidenza, alla programmazione ed anche al bilancio, alle finanze. Ebbene, l'argomento di attualità sotto il profilo alquanto incombente e attuale dell'economia alla regione siciliana è l'allestimento del documento di programmazione economica e finanziaria. Lavori in corso, onorevole Cimino. Sì, in questi giorni in Commissione Bilancio si approfondirà il tema del documento di programmazione economico-finanziario, documento di programmazione che quest'anno rispetto agli anni passati non contiene le azioni per accelerare la spesa dei fondi comunitari, cosa che io ho fatto rilevare in Commissione Bilancio e martedì creeremo le condizioni anche per approfondire questo argomento al fine di avere un documento di programmazione che poi aprirà la discussione al bilancio della Regione e alla finanziaria con una pianificazione serena delle risorse di bilancio proprie della Regione e anche della spesa dei fondi comunitari. Oggi è indispensabile per una ripresa della nostra economia, della ripresa dell'economia regionale, non soltanto puntare al rigore e quindi a creare le condizioni di un taglio orizzontale delle spese della Regione. Quel rigore sicuramente è necessario nell'ambito della verifica dei controlli che si vanno a realizzare, ma nella spesa corrente capiamo come è molto difficile riuscire a ridurre la spesa. Bisogna creare le condizioni del connesso sviluppo che può avvenire soltanto accelerando con la cabina di regia che io all'epoca avevo creato, ma anche con tutte quelle azioni di monitoraggio settimanale con il Dipartimento della programmazione, della spesa e della realizzazione dei fondi comunitari che non possono sicuramente ritornare a Bruxelles perché disimpegnati e perché ritengo che in Sicilia vi sia tanta gente che ha interesse a poter investire, a poter partecipare alle iniziative per il rilancio turistico della nostra isola e così come è previsto anche per creare quelle opere infrastrutturali che nel tempo sono mancate. Quelle risorse nell'ambito dei fondi europei sono ben presenti, bisogna creare una vera e propria azione di accelerazione che io al governo avevo messa in piedi e che oggi pare con questo governo tecnico si sta notevolmente rallentando. Onorevole Cimino, è altrettanto recente un suo intervento nel merito del paventato collasso finanziario degli Ato Rifiuti e dell'intervento a rimedio quantomeno invocato da parte della Regione siciliana attraverso le banche. Un'operazione però oggettivamente difficile, tanto che lei, onorevole Cimino, ha proposto che, corrispondendo gli Ato Rifiuti al territorio degli ambiti provinciali, quindi delle province regionali, siano le province regionali ad assorbire gli Ato. Sì, questa era stata già una mia proposta e ho anche tutte le relazioni presentate all'epoca quando si pensò di realizzare gli Ato in Sicilia, che di fatto erano una struttura che creavano un soggetto intermedio tra i comuni e la regione. E io proprio intervenendo in aula in quegli anni dissi che mentre per il resto d'Italia gli ambiti territoriali possono anche non essere disegnati con la stessa mappa delle province regionali, per la Sicilia e soprattutto per diverse zone della nostra regione gli ambiti territoriali ottimali
sono definiti nell'ambito del territorio provinciale. E allora in questo senso io avevo lanciato proprio l'opportunità di dare maggiore competenza alle province, dando quindi la guida di un dipartimento, di un dicastero proprio ad una struttura competente come per le politiche del territorio e dell'ambiente, anche alle tematiche dei rifiuti, per essere il giusto e naturale raccordo nell'ambito della politica che si deve svolgere in piena sinergia con gli enti locali, con i comuni del nostro territorio. Questa iniziativa oggi secondo me può trovare maggiore forza, dovuta a due ragioni. C'è chi ritiene che le province sono enti inutili perché hanno poche competenze. Io ritengo che le province hanno un ruolo importante nell'ambito del coordinamento dell'attività tra comune e regione, perché nascono proprio nella volontà di avere un ente territoriale sovraordinato per le politiche sovracomunali. In questo senso è errato creare dei consorzi di comuni che poi vanno a determinare maggiori spese, quando invece si può determinare già con una sua struttura amministrativa ben completa, con professionalità, che è la pubblica amministrazione della provincia, che ha una storia, che è stata assunta per concorso e per titoli, quindi anche con una capacità nell'attività della pubblica amministrazione, a svolgere anche ruoli diversi, ma che sono ruoli sovracomunali. Per questo la politica dei rifiuti da tempo ho sostenuto deve essere delegata proprio alle province, in questo modo creando le condizioni per rendere a maggior ragione un ente che già esiste realmente utile ed efficace per il territorio, e soprattutto dare la possibilità alla Regione, dopo questa fase di commissariamento che sicuramente è stata ed è una fase brillante. Io ringrazio la dottoressa Restivo per il lavoro, ad esempio, che sta svolgendo qui ad Agrigento, ma questa fase di liquidazione, nel momento in cui non si trova una banca che è disponibile a ritenere cantierabile un processo di liquidazione, perché di fatto la Regione siciliana non può essere garante di tutte le operazioni amministrative e finanziarie del nostro territorio, l'ente provincia può diventare il vero interlocutore che con un'attività di sinergia tra la struttura del lato può assorbirne le competenze e svolgere questo ruolo in modo egregio e sicuramente in modo anche competente. Onorevole Cimino, come è noto l'Italia è stata declassata dalle agenzie che valutano l'affidabilità finanziaria del debito sovrano. Di conseguenza ha subito un declassamento anche la Sicilia, tra altre 10 regioni, se non erro, che sono state legate a questo declassamento centrale e hanno subito un arretramento di credibilità anche sotto il profilo prettamente regionale. Lei ha di conseguenza ritenuto che è fin troppo facile pensare che il declassamento della Sicilia sia legato in modo direttamente proporzionale al declassamento del debito sovrano, quindi del debito centrale. Vi sarebbero anche altre ragioni contingenti? Ma guardi, il problema del declassamento delle garanzie che la Regione siciliana può dare al mondo finanziario è sempre stato sotto gli occhi di tutti, e già negli anni scorsi io sapevo che questa spada era un problema serio che il governo doveva attenzionare, ma grazie alla attività di rigore ma anche di sviluppo che avevamo creato con l'invenzione e la volontà di definire dei finanziamenti certi per il territorio, anche con
provvedimenti ad hoc per chiudere tutte quelle opere incomplete che in Sicilia negli anni della Prima Repubblica furono realizzate, così come anche dare il via a quella cessione di azioni proprie della Regione, come ad esempio le quote del Banco di Sicilia o le quote dell'Italcali, che facevano conoscere una regione imprenditrice che negli anni è stata fallimentare. A quell'epoca, quando io dissi di vendere le azioni Unicredit, il budget per la Sicilia era notevolmente superiore rispetto a quello che è valutato oggi il valore dell'azione Unicredit. E in quel periodo, quando io dissi che era necessario uscire dalla partecipazione azionaria di Unicredit, sarebbe stato sicuramente il momento migliore, perché le azioni avevano un ottimo valore. Idem per quanto riguarda il rilancio delle politiche minerarie in Sicilia, dove l'indirizzo era quello di creare le condizioni di un bando e fare in modo che la Regione non si occupasse direttamente di iniziative di questo genere. Tutto questo creava la credibilità di un'amministrazione che vuole invece poter operare realmente nel settore della pubblica amministrazione senza alcuna concorrenzialità rispetto al privato, ma soprattutto nella attrazione di investimenti stranieri per il nostro territorio e nella capacità anche di far intervenire la definizione di tutte quelle opere pubbliche che in Sicilia e in provincia di Agrigento in particolare si devono realizzare. Oggi questa azione sta avendo un freno, perché da poco è stato nuovamente approvato in Commissione Bilancio il piano di accorpamento e di chiusura di alcune società regionali. Io spero che in questo ambito noi possiamo rendere l'amministrazione regionale più leggera, ma soprattutto più veloce, perché è importante per vincere la concorrenzialità europea è quello della velocità nel dare le risposte della pubblica amministrazione per la spesa delle risorse a favore del nostro territorio. Il presidente della regione Raffaele Lombardo ad Agrigento, insieme al Movimento per le Autonomie, nel corso di una conferenza stampa ed anche al microfono del videogiornale di Teleacras, in riferimento alle prossime elezioni regionali, se o meno a prescindere siano anticipate, ha prospettato tra le tante ipotesi anche l'ipotesi di un tandem, di una candidatura di Gianfranco Miccichè a Presidente della Regione, benedetta dallo stesso Lombardo. In proposito è intervenuto in settimana anche il vostro coordinatore provinciale, Mario Baldacchino, esprimendo apprezzamento e condivisione ovviamente verso le parole di Raffaele Lombardo. Secondo noi Gianfranco Miccichè potrà essere un ottimo Presidente della Regione, nella consapevolezza che è una persona capace, che ha avuto una grande esperienza di governo, soprattutto lui fu il padre del Fondo Unico per i finanziamenti a favore del Sud, rispetto invece ai tanti fondi che molte volte non riuscivano ad arrivare alla spesa o addirittura alla premialità. Ma soprattutto da sempre ha dimostrato che ha la capacità anche di dire di no ai diktat romani se si pensa di dimenticare le priorità della Sicilia e del sud del nostro paese. Io sono molto fiducioso per questa battaglia e anche per la volontà di creare una candidatura a Presidente della Regione che sia autorevole ma anche condivisa dagli amici del Terzo Polo, in testa il Presidente Lombardo, ma anche da quanti, conoscendo Miccichè e sapendo che è stato l'artefice di Forza Italia, l'artefice del 61-0, possono anche trovare elementi di condivisione per una battaglia che può dare alla nostra regione un volto nuovo e un volto sicuramente diverso. La domanda su Raffaele Lombardo in riferimento alla prospettiva della candidatura di Gianfranco Miccichè ne impone un'altra.
i vostri rapporti con il Popolo della Libertà, il nuovo corso del segretario nazionale Angelino Alfano, soprattutto in riferimento al progetto di riorganizzare dal basso il Partito del Popolo della Libertà attraverso, ad esempio, le primarie per la scelta non solo dei candidati alle elezioni, ma anche per la scelta dei coordinatori locali, il coordinatore provinciale. Ma a me pare questo un sistema un po' difficile, perché il tema delle primarie sicuramente avrà una possibilità di indicazione nell'ambito del partito del PDL, e questo non vuol certamente dire che un candidato scelto con le primarie nel PDL poi può anche essere gradito ad una coalizione. Noi come Forza del Sud stiamo lavorando per un candidato sindaco che sia di Forza del Sud, e il partito, che spero sia sempre più organizzato e sempre più attento alle istanze del territorio, possa andare a definire, ascoltando le categorie professionali, il mondo anche del sindacato agrigentino, possa anche andare a definire, a scegliere un candidato sindaco che sia non solo gradito, ma riesca ad essere anche il candidato da proporre ad una coalizione per poi vincere insieme. Le primarie, già il PD, già la sinistra hanno dimostrato negli anni come non danno sempre un buon risultato. Io penso che un partito che vuole creare le condizioni per ragionare ed elaborare il progetto dal basso rispetto alle nomine dall'alto deve poter credere nella vera organizzazione del partito, perché chi punta alle primarie vuol dire che non crede alla leadership e all'organizzazione del partito stesso. Se io credo nel buon lavoro dei coordinamenti cittadini, dei coordinamenti provinciali, devo poter dare l'opportunità ai coordinamenti cittadini e provinciali di assumersi le responsabilità delle scelte, e quelle scelte poi saranno premiate o bocciate dagli elettori. Cosa ben diversa è se io dovessi fare il coordinatore provinciale o il coordinatore comunale e poi la scelta viene di fatto delegata agli iscritti con le primarie. Allora tanto vale non organizzare il partito e lasciare tutto ciò che è nel movimentismo puro e semplice, abbandonando invece quella che sta maggiormente a cuore alla mia organizzazione, che è la presenza capillare nei comuni della Sicilia e nei comuni del sud del nostro paese. Lei, onorevole Cimino, ha introdotto l'argomento della candidatura a sindaco. Ebbene, in proposito ricordo che recentemente, più volte, da parte di molti è stata auspicata una sua candidatura a sindaco della città di Agrigento in occasione delle prossime amministrative in primavera. Io ringrazio chi ha pensato di lanciare questa proposta di vedermi candidato sindaco della città di Agrigento. Questo mi onora e devo dire mi rende felice, perché per la città di Agrigento ritengo di aver lavorato e di voler continuare a lavorare bene con il ruolo di politico impegnato nell'ambito dell'Assemblea regionale siciliana. Proprio per l'importanza che ha un partito e una sua organizzazione nel territorio, io sono convinto che Forza del Sud oggi è nelle condizioni di esprimere anche un buon candidato a sindaco per la città, senza dover pensare al sottoscritto, che è impegnato all'Assemblea regionale siciliana e ha anche acquisito una certa esperienza nell'ambito del ruolo regionale. Proprio però perché ho a cuore le ragioni e la politica nella città di Agrigento, ho dato la mia disponibilità ad essere candidato al Consiglio Comunale, e spero che questo mio coinvolgimento e invito al partito, perché io
possa essere presente nelle liste del Consiglio Comunale di Forza del Sud ed Agrigento, possa essere anche un modo per creare le condizioni che negli altri partiti chi ha esperienze a livello nazionale e che ha esperienze a livello provinciale degli altri partiti possa pensare di candidarsi per dare al Consiglio Comunale di Agrigento una marcia in più e magari anche la possibilità di avere un Consiglio Comunale forte per le azioni politiche che si vorranno portare avanti sia a livello nazionale che a livello regionale, per mettere Agrigento prima di tutto rispetto agli scenari nazionali e regionali che possono venire fuori. Ancora su Agrigento, sarebbe una grave omissione da parte mia, anche se lei già si è espresso in proposito, sarebbe una grave omissione da parte mia non chiederle un parere nel merito del progetto Salvare Agrigento della Fondazione Agire Insieme dell'imprenditore Salvatore Moncada. Ma sicuramente è una novità importante che è seria per chi la propone ed è importante per la città di Agrigento. Iniziative di questo genere sicuramente non devono venire fuori soltanto nel momento della campagna elettorale, ma devono essere presenti quotidianamente, ed una fondazione così come autorevolmente presieduta deve poter pungolare anche il giorno dopo le elezioni i soggetti politici, chi ha responsabilità nelle cariche di governo della città, della provincia e della regione, per far meglio e per aumentare il dibattito nella nostra terra. Io sono certo che iniziative di questo genere sicuramente miglioreranno il dibattito. Per quanto riguarda la candidatura al sindaco dell'imprenditore Moncada, sono ben contento, è un progetto innovativo. Io sono contrario ai progetti al di fuori o al di sopra dei partiti, perché sono figlio di un partito e credo nel partito come azione di responsabilità per governare le nostre città e per dare risposte al nostro territorio. Bene, si conclude così l'odierna puntata di Tema. Io ringrazio l'onorevole Michele Cimino per essere stato ospite dello studio di Teleacras. Ringrazio anche voi, gentili telespettatori, per la cortese attenzione. Arrivederci ad una prossima puntata di Tema.